Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Direttore Filippo Antonelli, in occasione del match contro il Modena, che iniziativa avete pensato? Per quanto riguarda il nostro pubblico, i nostri tifosi e per le iniziative della società, sappiamo che ci sarà una giornata arancio nero verde, che è una giornata dove tutti sono soggetti al pagamento del biglietto, anche gli abbonati, chiaramente a un prezzo concorrenziale per invogliare, come già stanno facendo i nostri tifosi che stanno rispondendo molto bene, ad aderire a questa iniziativa, che è un'iniziativa dove l'incasso verrà utilizzato per associazioni e enti nel territorio veneziano entro la fine dell'anno. Sì, sono già noti questi enti? No, li valuteremo in questi mesi e cercheremo di fare una cosa equa per tutte le componenti del territorio. Sicuramente una bella iniziativa a cui che si aggiungerà ad un'altra bella cosa, perché sarà una grande festa, anche se l'agonismo non mancherà. Sì, sicuramente è una bellissima iniziativa che dobbiamo dire grazie alla nostra proprietà che ci appoggia su queste iniziative, che danno al nostro presidente, perché sono sempre iniziative sociali a cui lui è molto sensibile, a cui la nostra proprietà è molto sensibile. In più abbiamo scelto questa partita, che sicuramente sarà una giornata all'insegna della festa, prima, durante la partita e dopo la partita, perché i nostri tifosi sono gemellati e perché comunque è bello vivere lo stadio anche in questa maniera. Poi sicuramente in campo i giocatori daranno battaglia e sarà il mister Vanoli insieme ai giocatori, sicuramente cercheranno di affrontare una squadra forte nel miglior dei modi. Ecco, ultima cosa, a proposito di mister Vanoli, si sa che è molto corteggiato e, come hai detto tu in conferenza stampa, questo bene vuol dire che sta facendo di buoni risultati, ma se c'è il fumo c'è anche l'arrosto oppure sono solo voci? Hai detto bene, questa cosa ci fa molto piacere perché conferma l'ottimo lavoro di Vanoli e quindi anche l'ottimo lavoro della società che lo ha scelto e dei giocatori che stanno facendo bene. Questo, ripeto, da parte di Paolo noi non abbiamo avuto nessuna notizia a riguardo, anzi lo vediamo molto focalizzato sulla prossima partita e sui prossimi impegni che per lui sono comunque, penso, il suo obiettivo principale. Poi dopo il campionato è ancora lungo, poi valuteremo alla fine del campionato se ci saranno delle cose che lui penso sicuramente ci dirà.